Come avevo promesso, oggi parliamo di sanità. C'è stata questa riunione a Roma, il Presidente Oliverio ha incontrato il Ministro Lorenzin che dice vabbè, prendo atto di quello che mi dice Presidente sulla situazione in Calabria e non posso fare altro che portarla all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Chi si aspettava una decisione immediata ad horas, è rimasto deluso perché non c'è stata. Vi abbiamo raccontato tutta la vicenda, la riunione, l'assemblea dei sindaci, il giorno della riunione con il Ministro Lorenzin, la Regione fa pubblicare una pagina sul quotidiano La Repubblica in cui c'erano tutti i nomi dei sindaci che avevano aderito, area per area, zona per zona, provincia per provincia, e poi il manifesto, diciamo, che doveva essere l'argomento posto centrale, unico, dell'incontro col Ministro Lorenzin, la chiusura della stagione del commissariamento e la rinegoziazione del debito. Questo perché negli ultimi 7 anni, dice Oliverio, la situazione non solo non si è mossa in positivo, quanto è peggiorata, e la riunione del tavolo Adduci di qualche settimana fa aveva appunto certificato questa difficoltà, che tradotto in soldoni significa che poi alla fine stringi paga il cittadino, perché il sistema nel suo complesso deve fare i conti con le esigenze di cassa. Tutta una serie di aumenti, blocco anche del turnover e così via. Vi do un dato che riguarda le strutture sanitarie in Calabria: sono carenti di ben 4.450 unità, 4.500 unità, cosa più, cosa meno, che creano naturalmente grandi difficoltà e disagio nell'organizzazione dei servizi sanitari per dare risposte ai cittadini. Con la possibilità di attuare i concorsi non si arriva a coprire nemmeno tutto ciò che in questi anni è venuto a mancare nelle strutture sanitarie, questi 4.500 non si riempie. È così, Franco Pacienza, grazie per essere qui, non si riesce? Sì, grazie a lei. No, perché col blocco del turnover totale che la Calabria ha vissuto per circa 6 anni, di fatto l'età media del personale che opera nel servizio sanitario calabrese è molto avanzato. Quindi nei fatti cosa succede? Che dal 2015 si è cominciato a introdurre quote di personale diciamo rinveniente da una procedura assai complessa come quella sul turnover o sull'orario di lavoro, ma avendo un'età media così alta, nel frattempo c'è personale che raggiunge il requisito pensionistico e legittimamente, giustamente viene ad essere collocato in pensione. Quindi, per essere più espliciti, se c'è una soglia 100 di ingresso, in talune aziende, in talune unità operative avviene che ne entrano 100 e ne escono magari 110, 120, quindi da questo punto di vista c'è un problema che riguarda anche, diciamo, l'orientamento e la metodologia che da qualche tempo afferma il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute. Ma vi aspettavate qualcosa in più però dall'incontro da Lorenzin? Diciamolo francamente, diciamolo chiaramente. No, noi per intanto siamo andati... E poi c'è andato anche Scura, Ma questo è legittimo. È andato anche Il Scura commissario, e ha detto, guardate che... il commissario può andare e venire da è andato a dire guardate che mancherebbe, non è così in realtà quello che ma dice il governo. questo di la verità né il commissario Scura e né qualsiasi, diciamo, dei protagonisti può dirlo a noi, nel senso che noi abbiamo messo sul tavolo con fortissima preoccupazione la rappresentazione dei risultati, e siccome i risultati non li abbiamo messi noi sul tavolo ma l'hanno messo i ministeri vigilanti, e non l'hanno messo solo in questa stagione, ahimè, purtroppo, perché per esempio il saldo del bilancio 2016, già certificato dal Ministero dell'Economia, nel piano operativo approvato dal commissari
e validato dal governo, sempre dal tavolo di monitoraggio, era previsto un debito, cosiddetto debito programmato, di 54 milioni di euro. Il debito invece certificato, sempre per il 2016 e sempre dal tavolo di monitoraggio, sempre gli stessi attori, qui non c'è un problema, la Regione che fa la polemica con Acombi, no. La Regione ha espresso soltanto una fortissima preoccupazione perché già nel 2016 la gestione commissariale ha prodotto un debito di 88 milioni di euro, a fronte dei 54 programmati. E guarda anche questo... Ma chi l'ha prodotto questo debito? Scusate, ha prodotto la gestione commissariale, che l'ha prodotto. Ma poi alla fine cioè, i debiti si maturano all'interno delle strutture sanitarie. Le strutture sanitarie sono gestite dai direttori generali. I direttori generali sono nominati dalle strutture regioni. sanitarie sono come dire, il braccio operativo delle decisioni strategiche che assume il commissariato. Per esempio, in altre stagioni, nelle cosiddette stagioni ordinarie, non è che qualcuno si è sognato che la responsabilità era del direttore A o B e non della giunta regionale pro tempore. Se la giunta regionale del 2005 ha prodotto un debito, non è che si diceva il direttore A o il direttore B, la giunta regionale, il presidente della regione X, l'assessore alla sanità X non ha avuto la capacità di governare il sistema, perché insomma è un po' stucchevole questo giochino, che quando si tratta di affermare il comando c'è il commissario, non si può muovere una virgola. Quando si tratta di dire c'è un problema di disavanzo, di gestione, di risultati, no, non è più il commissariato, bensì sono le aziende. Bandaferro è d'accordo con questa chiave di lettura? Sono intanto d'accordo sull'idea che il commissariamento è sicuramente, non in questa fase, ma lo dissi anche negli anni passati, era qualcosa da combattere, perché certamente alla politica spetta l'onere e l'onore di assumersi le responsabilità. Ci ritroviamo dopo 7 anni di commissariamento, punti però a capo. devo dire No, peggio, punti a capo, forse anche peggio, perché i famosi 153 milioni di deficit potrebbero essere una piccola parte di quello che in realtà è, e dove secondo me nessuno può essere esente ovviamente da responsabilità. Ma le responsabilità maggiori sono della giunta precedente? Io credo che le responsabilità maggiori non siano della giunta precedente, e chi mi conosce, soprattutto insomma, il direttore Sabato, che mi ha avuto ospite più volte, sa che spesso ho preso distanze rispetto a determinate problematiche. Qua c'è un consuntivo che parla del 2013, ma 2015 e 2016 mi pare che non stiano brillando, e dove probabilmente, ecco, se c'è da attribuire a questo, secondo me, scambio ingeneroso da parte di ormai un sistema al collasso dal punto di vista istituzionale, sono oltre 2 anni che noi affrontiamo e assistiamo a degli scontri tra il governatore Oliverio. Io intanto saluto e ringrazio Pacenza, al quale va riconosciuto per esempio la possibilità che ha dato all'Università di Catanzaro e al Policlinico Calabresi di non perdere delle specializzazioni sanitarie, però altresì, se ci sono responsabilità da parte del commissario Scura, altrettanto ce ne sono da parte del governatore Oliverio. La Regione non può chiamarsi fuori? Abbiamo il terzo direttore generale ad interim per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, che in qualche modo ha visto anche un bando con credo oltre 26 partecipanti, che ancora però non hanno dato luce in qualche modo ad una figura stabile, e siccome i commissari che sono stati prorogati per oltre 2 anni e dovrebbero essere diciamo a tempo, fra virgolette, non hanno presentato in molti casi anche i bilanci, quindi anche la difficoltà rispetto al ministro Lorenzin, che dalle cronache giornalistiche pare abbastanza informata, però auspichiamo che questo ulteriore rinvio al Consiglio dei Ministri per portare i fascicoli non desti ulteriori danni alla sanità calabrese. È una sanità in emergenza, nessuno ha la bacchetta magica. Come la legge questo passaggio che la Lorenzin ha fatto con Oliveri? Dice vabbè, porterò tutto al Consiglio dei Ministri. Mi sembra una botta, come si dice, una botta al cerchio, un modo per prolungare anche determinate decisioni, che in attesa della conclusione del contratto che vede a marzo scadere Scura, e quindi magari di una possibile soluzione del dopo marzo. Io ricordo la Lorenzin quando scese in campagna elettorale, qua ovviamente non mi riferisco al governatore Oliverio, ma a quella parte che rappresentava con un suo governatore, candidato al governo,
L'avvocato D'Ascola, al girare gli ospedali, parlai di questo sblocco del turnover a distanza di 2 anni e mezzo, qualcosa è stato fatto, qualcosa ancora non sappiamo a che punto sia, ma anche questo danno economico che si sta registrando rispetto ovviamente ai 25 milioni di debito ultimo credo dell'azienda sanitaria di Crotone, che in qualche modo 25 milioni di euro. Se i dati che sono usciti sulla stampa, io mi riferisco a quelli. C'è da chiarire perché... Era solo 25 milioni o no? Allora, Ecco. c'è, come dire... Parlo del 2016, ecco. Un elemento costante, perché io ho consapevolezza che questa è una partita molto, molto delicata, che spesse volte però si presta a interpretazioni che hanno più il sapore della polemica politica, che ci può stare tranquillamente, ci mancherebbe, però io mi atterrei, diciamo, agli elementi di riferimento che fanno gli atti su cui si gestisce, come dire, su cui va giudicata un'amministrazione. Il 2016, io tentavo di dirlo prima, ha prodotto un debito complessivo nella nostra regione di 88 milioni di euro. Questi 88 milioni di euro sono stati comunque, come dire, una cifra assai più significativa rispetto a quello programmato. Che cosa è avvenuto nel 2016 e che cosa sta avvenendo anche in questi anni? Per esempio c'è un elemento che spesse volte viene derubricato, tutta la partita che riguarda il contenzioso, che sono le cosiddette sopravvenienze passive. In quello specifico c'è stata una sopravvenienza passiva corposa, c'è stata una spesa aggiuntiva che poi trova un riequilibrio con un capitolo del Fondo Sanitario Nazionale specifica, che per esempio sono i farmaci per l'epatite C, che trovano un ristoro a parte rispetto al bilancio. Poi c'è stato, io anche qui spero che, io sono fiducioso, i calabresi non sono di memoria corta, a un certo punto, per tornare alle responsabilità tra la gestione commissariale e i direttori generali, c'è stato il decreto 87 del 2016, assunto dalla gestione commissariale, che ha obbligato le aziende a far fronte ad alcune, come dire, transazioni per anni precedenti e non c'era la copertura finanziaria. È paradossale che un commissariato possa fare decreti di spesa senza la relativa copertura della spesa. Siamo al paradosso e si vanno a vedere quelle somme, diciamo, quelle cifre sono riscontrabili dentro questo tipo di motivazione, come è sicuramente un punto dolens tuttora aperto che riguarda, diciamo, fatti di contenzioso che hanno riferimenti. Qualche settimana fa è arrivato sul tavolo del Dipartimento, anche qui un nuovo DCA poi non andato a buon fine, che riguardava differenze tariffarie tra il 2000 e il 2002, quindi parliamo di 15 anni fa. Questo che produce, come dire, una sopravvenienza a cui le aziende devono fare fronte. Ma io vorrei che questo modo di fare venisse, come dire, cancellato una volta per tutte. Per esempio, non è assolutamente una banalità il fatto che mentre noi parliamo, siamo a dicembre, gli erogatori delle attività specialistiche ambulatoriali non hanno avuto ancora la sottoscrizione dei contratti per i budget 2017 perché dal commissariato è stato fatto il decreto a metà novembre. Non si governa così, perché questo produce un solo risultato. Non produce economia, non produce risanamento, non produce miglioramento dell'offerta sanitaria e dei servizi, produce contenzioso. E quindi da questo punto di vista la tipologia del governo, il modo di governare, anche i tempi dentro cui si governa, non sono un fatto neutro. Poi si dirà che queste cause, scusa, arrivano a maturazione nel 2025, ma questo non è una giustificazione. Questo non è un modo, come dire, rigoroso e anche, diciamo, efficace di governare. Però è indubbio che alcune strutture sanitarie e quindi alcuni direttori generali hanno accumulato dei debiti in quest'ultimo anno, cioè questo è un dato di fatto. Ma non è che l'accumulano i direttori generali, se c'è un decreto gestione, che obbliga... La gestione di debiti. No, se cioè, c'è un decreto... Io voglio capire com'è possibile che uno che produce debiti
anziché venire, come dire, censurato nella gestione, viene addirittura premiato. No, il prima ad essere censurato, mi consente, il prima ad essere censurato dovrebbe essere chi governa il sistema, e il sistema non lo governa il direttore A o il direttore B, lo governano le decisioni strategiche che assume il commissariato, perché altrimenti non ci capiamo. Se lei mi trova in questi 7 anni una delibera di giunta regionale, non ce n'è, allora vuol dire che non si governa. Come si governa? Il sistema si governa tramite i decreti del commissario ad acta. Se il decreto del commissario ad acta, per esempio, anche qui, in nessuna regione d'Italia, anche le regioni commissariate, i budget li fanno i commissari, i budget li fanno le aziende. Nella nostra regione ci si è appropriato di questo strumento, invadendo anche le competenze dei direttori generali, perché bisognava razionalizzare, perché bisognava tenere, diciamo, le redini della partita, e la partita ha prodotto questi risultati. Se a novembre non c'è il budget dell'anno corrente, lei mi dica com'è possibile governare un sistema in questo. Nelle regioni normali, in questi giorni si fanno i budget dell'anno prossimo, non i budget dell'anno che è concluso. Quindi da questo punto di vista i direttori generali, le aziende, non i direttori generali in quanto persone, sono attuatori di processi che vengono determinati dalla struttura commissariale. Io credo che ci sia una... Intanto voglio specificare che trattandosi di sanità più volte, e sono qui ovviamente a confermare questo impegno, abbiamo sempre detto al governatore che eravamo anche disponibili a fare un documento unitario da presentare alla Lorenzin, però a seguito di una seduta di consiglio regionale. Quindi non l'assemblea dei sindaci. Non l'assemblea dei sindaci, alla presenza ovviamente del dottor Pacenza, che tutti rispettiamo, del commissario Scura, dei direttori generali. Io trovo gravissimo che i direttori generali abbiano messo nelle condizioni di far arrivare un governatore alla presenza della ministra Lorenzin e non avevano presentato i bilanci, controvertendo anche una norma, ma non esiste che non sono stati presentati, a meno che la stampa in qualche modo, e devo dire che è una cosa che è apparso su tutti, non su una sola testata. Addirittura Scura ha fatto anche un comunicato, devo dire, trapensi stranissimo alle calabresi e ai calabresi, quasi devo dire, no? Più un atto, più un editto, dove dice: sto sollecitando i vari direttori a presentare, è la regola della regione, prevede che un direttore che non presenta il bilancio... Come si arriva al dialogo col ministro? Non esiste questa discussione. Un attimo, facciamo chiarezza. I bilanci 2016 sono stati certificati... Parlo 2015, Parlo del 2015, sono stati, Crotone 2015. Sono stati certificati dal MEF, quindi sgombriamo il tavolo, fino al punto che il MEF ha sancito il debito, altrimenti il MEF non poteva sancire i debiti. Oltretutto, ormai sono anni e anni, i bilanci delle aziende vengono, come dire, prodotti con il cosiddetto CE, che è il conto economico trimestrale. Ogni trimestre c'è da parte di tutte le aziende, nessuno escluso, la trasmissione dei dati al sistema informatico nazionale del Ministero dell'Economia e della Salute. Non è un caso che già oggi il MEF, all'ultimo tavolo adduci del 21 di novembre, ha fatto la proiezione del debito sul 2017, quindi come potrebbe avvenire un fatto del genere se non dovessero esserci i bilanci? I bilanci sono il cumulo dei 4 CE, dei 4 trimestri. Quindi invoco tutta la comunicazione calabrese a correggere se i bilanci sono stati presentati. E oggi il MEF dice e lancia l'allarme che noi abbiamo raccolto come regione, che i 2 trimestri 2017, quindi fino al primo semestre, al 30 giugno, proiettato sull'intero anno, danno una previsione di debito sul 2017 di 170-180 milioni. Da qui è nato l'allarme ultimo, perché questo dato disastroso riporterebbe la regione nuovamente in piano di rientro per quanto riguarda la fiscalità e per quanto riguarda l'elemento che richiamava lei all'inizio, il blocco del turnover. Perché? Perché una eventuale massa debitoria di questa natura la regione non è nelle condizioni di coprire col suo gettito fiscale, perché il gettito fiscale autonomo della regione è pari a 97 milioni di euro.
Quindi quando si è lanciato l'allarme è perché la contabilità è già sul tavolo del MEF, non sul tavolo della Regione soltanto, perché trimestralmente tutte le aziende, senza esclusione alcuna, sono tenuti a trasmettere i dati al sistema informatico nazionale del Ministero dell'Economia. Quindi la stagione del bilancio orale che si richiamava una cosa va in altra sancita, epoca, cioè nel senso, e va chiarita, perché credo che tutti auspichiamo ovviamente che ci possa essere un'inversione di tendenza. Al momento i dati sono veramente allarmanti, si può parlare veramente di emergenza sanità. Perché non dire qual è il progetto che si mette in campo, dove apriamo, dove chiudiamo, dove tagliamo? Allora noi vorremmo soltanto avere chiarezza, stiamo vedendo cosa il commissario Scura sta facendo, vorremmo avere chiarezza da parte della Regione, che di per sé il Dipartimento regionale dipende da chi ha mantenuto la delega alla sanità l'ha mantenuta il governatore Oliverio, il prodotto dell'aumento dei LEA piuttosto che di altre situazioni di criticità dipendono dai direttori generali. Alcuni, diciamocelo chiaramente, hanno aspettato di maturare i titoli, altri sono stati prorogati, altri c'è un bando di concorso e vedono ancora un interim. C'è una situazione probabilmente dove poi gli uomini che dovrebbero sono scelte politiche? Scelte politiche. Io per esempio riconosco che se alcune problematiche dei nuovi ospedali hanno ereditato dei contenziosi, ma sarebbe stato meglio rescindere i contratti con queste aziende, e ovviamente ho l'onestà intellettuale di dire che dei problemi sono stati ereditati, ma che i problemi vadano affrontati e vadano affrontati in modo differente. Allora noi non abbiamo chiarezza sull'ospedale Riuniti di Reggio, dove doveva essere costruito ovviamente dall'INEL, che oggi ci scrive al governatore e al commissario Scura che fino al 2020 questo non potrà avvenire. Questa è una leggenda metropolitana. I soldi della legge sull'ospedale di Catanzaro, abbiamo la richiesta più volte di questo progetto di fattibilità che ancora non vede la luce, cosa che invece a Cosenza, devo dire, è stato fatto, ma che vede una diatriba tra il comune, l'ubicazione e la regione Calabria. I calabresi hanno bisogno la regione non c'entra in questo. La regione è, come dire, da questo punto di vista, garanzia di un'interlocuzione positiva con gli enti locali, come lo sta facendo col comune di Cosenza. Lì, a dire la verità, ma i soldi sul Catanzaro ci sono? I soldi ci sono, sono nel patto per come sono previsti per Catanzaro, per come sono previsti per Reggio. Però mi consenta soltanto. Posso mandare la pubblicità prima, così poi ha più tempo. Come vuole lei, io sono un soldato. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora torniamo in diretta. Posso leggere un passaggio di questa lettera alle calabresi del commissario Scura? Vi leggo solo questo passaggio. Fa piacere sapere, dice Scura, che anche il presidente Oliverio abbia chiamato i direttori generali per stringere i ranghi, invitandoli ad impegnarsi per evitare il peggio. Quanto al valore dei livelli assistenziali di assistenza, i famosi LEA, del 2016, il Ministero della Salute ha denunciato la mancanza di invio di dati dalla Regione Calabria e quindi dalle aziende. E ancora, la cosa è grave perché i direttori generali sarebbero passibili di licenziamento per mancato inoltro di flussi informativi e comunque anche in questo caso stiamo provvedendo, chiedendo alle aziende l'inoltro dei dati. In ogni caso è bene sottolineare che il valore dei LEA nel 2016 è aumentato rispetto al 2015 e ancora di più lo sarà nel 2017, secondo i dati ancora non ufficiali. Quindi dice il commissario, io faccio il lavoro che devo fare, ma la Regione mi rema contro, la Regione fa altre cose, la Regione non guarda le cose da fare. Non è qui da 15 giorni, ma è qui da circa 3 anni, va bene? Invece di avventurarsi in queste rappresentazioni che non hanno sostanza amministrativa, dovrebbe, come dire, avere anche il buon gusto di dare conto ogni tanto, perché il soggetto deputato a dare conto è la struttura commissariale e anche rispetto alla licenziabilità dei direttori generali. Non lo so se c'è una norma specifica. Della Regione. Sì, della Regione. Sì, ma non so se c'è una norma specifica che il commissario che produce debito debba essere confermato. Perché i bilanci complessivi della Regione,
in materia sanitaria sono per responsabilità politica e amministrativa del commissario. Il commissario nel 2016, commissariato, doveva, o meglio, aveva un vincolo che sta dentro il piano operativo. Il piano operativo che cos'è? Di fatto sostituisce il piano sanitario. Il piano triennale 2016-2018, approvato dalla struttura commissariale e approvata dal governo, sempre tramite il tavolo di monitoraggio, prevedeva nel 2016 un debito di 54 milioni di euro. Ne ha prodotto 88 milioni di euro. Quindi se dovesse essere, come dire, applicabile quel tipo di percorso, il percorso andrebbe applicato dappertutto. Perché anche oggi, quando si dice c'è un rischio esplosione del debito, e chi deve dare conto di questa esplosione? Però, siamo perfettamente d'accordo, siamo sulla stessa ovviamente lunghezza, ma c'è una parte che compete a chi nomina i direttori generali, quindi che già dovrebbe dire non avete presentato i conti, siete tutti a casa, siete andate a stati, casa, vi siete addirittura autopremiati, chi ha rinunciato, chi l'ha preso, chi non... Questo elemento non è un elemento, come dire, che corrisponde al vero, perché i regole del le governo. aziende l'hanno presentato tutte e lo presentano trimestralmente, perché altrimenti la discussione sarebbe quella fatta 10 anni fa, quando era ministro Sacconi, che contestava alla Regione di avere i bilanci orali. Io parto dal presupposto che alla gente non interessa più se la colpa è di Oliverio, di Ferro, di non Scura. gliene frega niente. La gente non può più assistere. Io ho già letto una dichiarazione del collega Guccione di una, devo dire, durezza sì, estrema, dove ovviamente parla di un ennesimo melodramma, di una che ovviamente non fa bene. No, non si è dato al teatro, il problema è cosa pensano i cittadini non hanno la possibilità di curarsi, devono emigrare, non riusciamo a garantire, io penso all'Ocri, l'Ocri aspetta questi 18 milioni di euro da 2 anni per poter mettere a norma... No, aspetta 19 anni, non da 2 anni. Negli ultimi 2 anni questa amministrazione ha recuperato quelle risorse. Sono dovuti scendere in piazza i sindaci per avere adesso gli ispettori. Abbiamo oggi, c'è sull'ospedale di Catanzaro, ma potremmo parlare di Gioia Tauro, potremmo parlare di Siderno, cioè c'è un'emergenza dove la politica deve smetterla di combattersi. Allora probabilmente se Mario Oliverio accettasse insieme al presidente Irto veramente la scelta di fare un consiglio regionale dove ascoltiamo Scura in viva voce, dove ascoltiamo, ovviamente io ho il privilegio di farlo oggi qui, ma di averlo fatto anche quando ci siamo incontrati in altre occasioni, Pacienza piuttosto che i direttori generali. Io credo che la politica può avere un senso nobile se sui grandi problemi si unisce. Qua noi abbiamo di fatto l'idea che la Campania, prima facciamo il paragone con la Campania, poi diciamo che Lazio e Campania che però sono comunque fuoriusciti dal piano di rientro, quindi sono situazioni totalmente differenti. E continuiamo dall'idea del gioco delle parti, cioè sinceramente io credo, anche perché Scura è nominato dal governo, quindi dal PD, da Gelli, Oliverio è un governatore del PD e quindi non è strumentale l'azione di Oliverio, questo voglio sottolineare, ma non è strumentale neanche la nostra nel momento in cui diciamo facciamo un documento unitario ma vogliamo capire l'Ocri, che cosa avviene all'Ocri, Catanzaro, che cosa... L'integrazione, per esempio, con l'università ci sarà l'emergenza urgenza, il pronto soccorso, il nuovo ospedale dovrà avere un'integrazione funzionale, strutturale, cioè avere chiarezza in modo da dire ai calabresi vogliamo fare questo, perché se al malato diciamo ne vuoi sanità, cosa ci risponde il malato? Se andiamo a Praiammare e diciamo riapriamo, se poi andiamo a Siderno, se poi non possiamo più parlare alla pancia della gente. Allora, siccome viviamo in questo senso, credo tutti nella stessa direzione, forse andare anche a Roma, però con l'idea che la Lorenzin non abbia un fascicolo dove praticamente abbiamo i direttori che non presentano documenti, abbiamo situazioni dove addirittura pare che Oliverio... Ha depotenziato la visita di Oliverio sostanzialmente. Dove addirittura hanno depotenziato reparti dove c'era maggiore afflusso per in qualche modo tutelare qualche baronia particolare dove invece c'era bisogno di meno personale.
allora capire perché la sanità in Calabria purtroppo rappresenta la prima industria, mi dispiace definirla tale, ma è la prima industria, il 90% del bilancio è sanità. No, aggiungo anche fabbrica del consenso. Fabbrica del consenso. Anche del dissenso. Del dissenso, anche del dissenso. È chiaro che è del dissenso. E anche del dissenso, sicuramente, ma voglio dire, del consenso per tanti versi non stiamo qui a dircelo, perché voglio dire, poi alla fine intorno alla sanità ruota un gran mondo. Sono state costruite carriere. Sono state costruite carriere. Pensiamo alla protesta dell'RSA, che hanno visto tagli, che probabilmente sono in qualche modo, però voglio dire, è un sistema in questo momento al collasso, dove la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Io mi chiedo, cambiare 3 direttori generali al Dipartimento e oggi averne uno ad interim, con una selezione di 26, dicono plurititolati, non so chi siano e non mi interessa, che senso ha non mettere nei posti chiave figure che hanno, credo, lo stesso attaccamento, dottore Presenza, che tutti le riconosciamo a lei nel momento in cui ci lavora su, però se dobbiamo dire che scura tutte le colpe, Oliverio ha la colpa di aver scelto probabilmente i direttori generali non sempre in base, secondo me, né ai titoli né ai requisiti e né ai tempi, e dall'altra parte c'è Scura che probabilmente non riesce proprio a dialogare, a trovare un punto di incontro, e io credo che i calabresi alla fine questo non lo perdoneranno a nessuno. C'è un altro elemento, e poi risponde, un altro elemento che riguarda molti territori che da tempo chiedono di essere ascoltati perché lamentano mancanza di servizi sanitari. Mi riferisco anche a tutti quei piccoli ospedali che sono stati chiusi perché bisognava fare quadrare i conti, e a quei cittadini è stato promesso la casa della salute, mai avviate. Sono rimaste quelle strutture lì appese ad aspettare Godot forse. Quella gente, quei cittadini, che risposte bisogna dare? Perché poi è questo, si traduce in questo, al di là delle catene, del braccio di ferro, al di là dell'incontro, salta, ci vediamo, passiamo, poi vengo io, poi vieni tu. Cioè, alla fine, se io vado a chiedere una risposta in termini sanitaria, la struttura deve essere in grado di darmela. Perché di questo si tratta. Siamo anche disposti a pagare, adesso io, in più, non lo so che cosa succederà, però viva Dio un sistema che funzioni. Allora, e mi pare che in campagna elettorale lo stesso governatore Oliverio, al primo punto del suo programma, aveva inserito la sanità, dicendo dobbiamo intervenire perché dobbiamo dare ai calabresi una sanità. Lei ricorderà qual era lo scenario dell'autunno del 2014, in cui il presidente pro tempore assumeva anche le funzioni di commissario. Questo poi non è avvenuto più, e quindi io capisco, ci mancherebbe, e il fatto di avere il privilegio di interfacciarmi quotidianamente con le diverse realtà calabresi e anche con i diversi pezzi del sistema, noi non abbiamo una lettura facile, sbrigativa. Se Oliverio arriva a convocare la conferenza dei sindaci calabresi e se la quasi totalità dei sindaci calabresi si attesta rispetto ad una richiesta, che non è un problema Oliverio sì, Oliverio no, questa benedetta terra è entrato in piano di rientro con regolare accordo col governo del paese il 17 dicembre del 2009, quindi parliamo di un'altra stagione. Dopo 8 anni noi siamo ancora dentro la stessa emergenza, se non più complicata rispetto a prima, perché poi i processi non sono fermi, i processi sono un addivenire continuo. Oggi il sistema sanitario italiano, dove e per fortuna ci sono tante esperienze regionali che funzionano e sono un riferimento, diciamo, mondiale, non sono ancorati, come dire, a sistemi dal punto di vista tecnologico, organizzativo, sono tutti più avanti anni luce. E noi però dopo 8 anni non è che possiamo essere ancora al palo. Allora quando si dice, non commissario A, commissario B, questa stagione, e questo non lo diciamo solo noi a dire la verità, l'ha detto persino il Ministro, l'ha detto in Parlamento, l'ha detto dappertutto, la stagione dei piani di rientro è stato un fallimento. Poi ci sono situazioni e situazioni, nel senso che ci sono state regioni, vedi il Lazio, vedi l'Abruzzo,
in cui la coincidenza tra le funzioni commissariali e le funzioni di presidente hanno, come dire, agevolato e hanno messo nelle condizioni anche la funzione politica di rispondere a quella, diciamo, a quell'impegno che vuoi elettorale o che vuoi politicamente sui territori. Noi invece ci siamo trovati a un certo punto, quando il piano di rientro doveva essere alla coda, perché nel 2014, quando ci sono state le elezioni regionali, era quello scenario. Poi quello scenario è cambiato e poi il 2015 e il 2016, quindi non c'è un problema sul commissario A e il commissario B, è che l'istituto non ha funzionato, perché bisognava razionalizzare. E dov'è la razionalizzazione? Bisognava riorganizzare. Dov'è la riorganizzazione? E chi la deve fare? La deve fare il commissario, chi la deve fare? Ma scusate, onorevole Ferro, la vicenda dell'integrazione tra l'ospedale e il Materdomene di Catanzaro, sapendo che noi abbiamo una sola facoltà di medicina, che è un punto d'eccellenza nel sistema sanitario, chi doveva farlo? Allora, ma chi doveva commissario... definire una cornice per integrare le due attività, non per dividere le due attività? E allora da questo punto il commissario si è detto d'accordo all'integrazione, che è l'unica strada. Questo ovviamente a me è stato riferito al tavolo con il governatore, dal sindaco Sergio Abramo a quel tavolo. Il problema è che se non si riesce a fare un tavolo congiunto dove ci si guarda in faccia e la mano destra, ripeto, sa quello che fa la mano sinistra, non si arriverà mai alla conclusione di nulla. Io sono perfettamente d'accordo che la riorganizzazione spetti al commissario, ma oltre al commissario spetta ai direttori delle aziende. Per esempio, dovevamo rafforzare il territorio con le famose case della salute, ritardi e quant'altro. Abbiamo visto il caso di Chiaravalle, ma ne potremmo citare altre, dove alla fine era un problema tecnico, quindi non del commissario Scura, che è stato risolto a seguito della protesta. Che i sindaci ovviamente oggi si mettono al fianco del governatore è una cosa, secondo me, di una normalità assoluta. Vorrei sapere però se ai sindaci è stato detto, al sindaco di Premiare, cosa si vuole fare, perché la mia preoccupazione è che ad oggi non conosciamo il progetto sulla sanità calabrese. Quando esce un documento, credo che sia un documento non della mia parte politica, che con una durezza dove si parla di azioni clientelari, anzi per citarne proprio di una regione canaglia, insomma devo dire, e di scelte professionali errate, un problema ci sarà. Perché non pensare a fare dei tavoli permanenti sui presidi ospedalieri più importanti con gli ex primari, oggi i capi dipartimento, e capire quali sono le reali necessità, non qual è il primario più vicino ad uno rispetto ad un altro? Perché non diamo la possibilità, rafforzando il territorio, di non concentrare tutto sui pronto soccorsi che stanno esplodendo? Onorevole Ferro, allora, siamo a dicembre, va bene? Penso che su questo concordiamo. Lei sa che ancora il piano delle attività territoriali da parte del commissariato per quanto riguarda le attività e anche le risorse umane non è stato predisposto? Che può fare il direttore generale dell'azienda A o dell'azienda B se per esempio il piano territoriale di questa azienda, dell'azienda di Cosenza o di quella di Catanzaro o di quello di Reggio, non è stato approvato dal commissariato? Perché ci sono per esempio le ore di specialistica ambulatoriale bloccate perché si è fatta la somma tra la specialistica ambulatoriale e la veterinaria, bloccando 4.000 ore di attività specialistica ambulatoriale rispetto al coordinamento delle attività. Siccome lei ne ha titolo, c'è agli atti del Dipartimento che quando il direttore generale precedente aveva tentato di mettere insieme, coordinando i direttori, i capi dipartimento, è arrivata una nota del commissario che ha detto questo è compito mio. Quindi non è che qui c'è un ragionamento, come dire, da paravento, altrimenti guardate, la Regione avrebbe potuto dire, siccome noi non c'entriamo niente e del commissario andate al governo. No, noi ci siamo fatti carico interpretando questo grido di dolore. Oliverio, quando ha usato quel tipo di riferimento anche sull'iniziativa clamorosa, ha detto in premessa, con sofferenza, con grandissima sofferenza, ma io non posso più tollerare che ci siano attività
così inadeguate rispetto alla domanda di salute che viene dalla mia gente. Quindi noi non siamo sulla riva del fiume ad aspettare. Ma la mia domanda, perché vuole essere una battaglia solitaria dove in qualche modo... C'è stato il Consiglio regionale l'anno No, scorso, è stato un Consiglio dove non si è detto nulla, non si sono detti i programmi, non si è detto cosa si vuole fare, ci vuole un Consiglio alla presenza del governatore, di Scura, dei direttori generali. Secondo me di tutte quelle figure apicali, ovviamente Guardi, con lei presente, che do per scontato esserci perché non si è mai tirato indietro a nessuna domanda. Personalmente, altrimenti molti pensano che in questo momento è una battaglia a governare altri, non la qualità o il cambio di rotta, ma governare altri momenti futuri della politica. Noi le cose su cui io sinceramente permettere ad un ministro, non so qual è stata l'espressione della ministra alla risposta del governatore, siccome per quanto mi riguarda, anche se era il mio, voglio dire, avversario, ma ad oggi insomma la rispettabilità della classe politica va comunque difesa, e la sovranità. Andiamo a prendere pesce, una cosa del genere, Allora io non credo che è quasi come se si intravede una debolezza di un ministro che farebbe bene ad ascoltare tutti quanti, ma farebbe bene altrettanto il governatore Oliverio a dirci cosa vuole fare e ad ascoltare anche la controparte. Potremmo essere parte attiva di una protesta, di un documento, allora tirare a sé i sindaci. E non lo so, perché un sindaco come fa a dire no, non sono d'accordo? Certo, il sindaco ha il cittadino che sta sotto casa, giustamente, del primo, no? Il primo presidio qual è? Il sindaco sui territori. Allora secondo me anche l'incatenarsi, col rischio che le prendeva Guccioni del lucchetto, eravamo rovinati, quindi siamo contenti che non ci si... Che senso ha avuto secondo me? Alla fine abbiamo la Lorenzin che ci dice che porterà un faldone al Consiglio dei Ministri con la relazione delle colpe di Scura, delle colpe di Oliverio, e i calabresi che fanno? No, aspettano il Consiglio dei Ministri? Vabbè, il Consiglio dei Ministri perché è il luogo deputato. Io però vorrei e ci ha messo un po' a capirlo la Lorenzin. Anche un attimo l'orizzonte, nel senso che questa maggioranza di governo si è insediata a dicembre del 2014. Sì. 1° gennaio 2015 è cambiata la norma. La legge di bilancio dello Stato ha previsto la incompatibilità tra le funzioni c'erano i tempi per nominare, c'erano i tempi, è stata una scelta all'epoca del governo Renzi non nominarlo. Per dire, c'è stato un cambio di norma e per il 2015 e il 2016 c'era questo paravento, per dire non si può, perché altrimenti. Ora, con l'anno in corso, 1° gennaio 2017, la norma ha cancellato quella incompatibilità, va bene? Quella incompatibilità nello specifico del Paese, perché si era determinata una situazione abbastanza, come dire, curiosa sul piano dell'assetto istituzionale. Io parlo delle istituzioni, poi certo che ci sono le persone, che tanti presidenti di regione, per esempio il Lazio, l'Abruzzo e così via dicendo, il Molise, erano contestualmente presidenti di regione e commissario alla sanità. C'erano poi 2 regioni, nello specifico la Campania e noi, che non avevamo questa possibilità perché la norma ce l'aveva vietato in precedenza. Questa norma si cambia, questa norma si attua, perché non è che questa norma è stata ricancellata, c'è stato pure qualche tentativo del genere, però il Parlamento non ha inteso assecondare. Oggi che la norma consente al Presidente di Regione di assumere anche i poteri di commissario, il governo, lo stesso governo, la stessa parte politica, perché De Luca non è un marziano, De Luca è un nobilissimo Presidente di Regione che appartiene, guarda caso, dentro lo stesso quadro politico. De Luca viene nominato Presidente nel mese di maggio, si diceva tra qualche giorno, perché in Campania il commissario della regione Campania aveva avuto anche la sensibilità istituzionale, cambiata la norma, di farsi da parte, di fare un passo indietro. Si era detto, e lo ha anche certificato il tavolo di monitoraggio, perché lei avrà sicuramente
preso in esame, il verbale del tavolo Lea del 20 giugno di quest'anno dice le funzioni commissariali svolte in Calabria sono ormai inadeguate e inadempienti. L'ha detto il governo, non l'ha detto la regione. Perché non è che la regione ha funzione di controllo sul commissariato. Per esempio, io mi permetto di osservare, io ho vissuto la stagione dei commissari nel settore dei rifiuti della nostra regione. All'epoca i commissari, siccome sono di nomina governativa, sistematicamente si rifiutavano di venire in commissione e in consiglio regionale, perché quella funzione è una funzione di governo, non è una funzione, diciamo, di carattere io regionale. ricordo Sottile, però, ex prefetto che venne nell'emergenza rifiuti. Ad oggi, perché il Consiglio dei Ministri, perché il passaggio con la Lorenzin? Intanto perché se un ministro convoca un presidente di regione è buon costume rispondere ad una richiesta di chiarimenti da parte. Però sono 2 anni, allora, 2 anni però, che si va avanti così, però, sono 2 anni che si va avanti. Scusate, però la Lorenzin, perché all'epoca la norma lo impediva, oggi la norma lo consente, oggi la norma. Il luogo deputato a decidere è il Consiglio dei Ministri. Io penso che sul piano procedimentale è stato corretto dire io relazionerò al Consiglio dei Ministri e poi sarà il Consiglio dei Ministri nella sua collegialità a dire questa è la scelta che riguarda la Calabria. Però il Consiglio dei Ministri si assume la responsabilità di fronte alla Calabria e, se mi si consente, anche di fronte al Paese, perché io non ci sto ad una rappresentazione che sfregia democraticamente solo la mia regione. Ma scusate, perché se questo fosse un sistema universale, io posso capire. Ma dire, 3 mesi dalla competizione elettorale, quanto c'è? E come non c'è? Secondo me c'entra, e come anche questo. Ma anche qui qualcuno dovrebbe dire, voi siete sull'altare di, ma qualcuno lo dovrà dire. Non lo si può chiedere certamente al Presidente della Regione. Cioè qualcuno dovrà dire che il Consiglio dei Ministri non può assumere questa decisione perché se no si rompe il giocattolo. Però questo è un passaggio molto, ma molto delicato, perché non penso che si possa dare una risposta del genere, non rispetto ad uno scontro di potere, come spesse volte si è tentato di rappresentare in modo strumentale. Perché, per esempio, se noi avessimo avuto un percorso in cui la Regione da qui a qualche mese, come farà per fortuna la Regione Lazio, sarebbe uscita dal piano di rientro, ma non esisteva la discussione. Se noi avessimo avuto i LEA 170, 180 come ce l'ha la Toscana, avessimo avuto il pareggio di bilancio, chiedere un cambio, o come dice Oliverio, una rottura di questa spirale, sarebbe stato un fatto deleterio. Oggi lo si chiede perché di fronte ai dati che fornisce il governo, non che fornisce la Regione. Devo mandare la pubblicità. Io mi chiedo come calabrese che pena dobbiamo espiare, che cosa abbiamo fatto di male per meritarci una situazione di questo tipo. Noi ci trasciniamo da anni questa situazione e la gente, gli contesta tutto. Questa nomina possa essere ad oggi fatta, fermo restando ovviamente che per me quello che ha detto Pacienza può rimanere, e fermo restando che all'insediamento del governatore il governo Renzi poteva nominarlo. È stata una scelta di campo, il PD contro il PD, e soprattutto secondo me paragonare oggi la Campania, che a differenza, devo dire, ahimè, della Calabria, è fuori dal piano di rientro, dove il commissario si era dimesso, quasi è dimesso il subcommissario Urbani, quindi c'è un contratto vigente fino a marzo 2018 con il commissario Scura. Verrà rispettato il contratto. Dei parametri totalmente diversi. La Lorenzin dice sì, ho nominato De Luca commissario perché per quanto riguarda i LEA erano rientrati nei parametri, quindi quella è un commissariamento sui livelli essenziali di assistenza e non un commissariamento su una regione che probabilmente non uscirà quasi certamente dal piano di rientro. Allora, il problema reale, qual è la colpa? La colpa probabilmente è che ancora una volta non riusciamo, e quindi io non faccio una distinzione con il preso perché non mi appartengono proprio letture sulla salute, non si gioca, non si fa politica e non si fanno strumentalizzazioni. Parto dal presupposto che probabilmente le scelte sbagliate di affidarsi ad uomini sbagliati che dovevano essere i controllori e il rilancio e anche un pungolo continuo con il commissario Scura non sono state fatte.
Quindi se c'è una responsabilità sta tanto nel commissario Scura quanto nel governo regionale a non aver cambiato gli uomini che probabilmente non hanno dimostrato di cambiare e dare una svolta. Ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta. Mi pare Vandaferro avesse in animo di fare una domanda a Franco Pacienza. No? Intanto devo dire che questa contrapposizione che ormai si registra con il commissario Scura, voluto fortemente, abbiamo detto, al Consiglio dei Ministri, voluto dal governo PD, ma voluto anche dal mio ministro Lorenzin, e poi si contrappone con quella stampella che comunque a livello regionale, dall'indomani delle elezioni, si è registrata con AP a tutti i livelli, anche in postazioni, devo dire, importanti e significative. E questo mi lascia pensare alla fine che, insomma, ancora una volta non c'è un linguaggio chiaro della politica, dove stare, con chi stare, da che parte stare e come schierarsi. Questo non c'è da parte d'AP, ma non c'è sicuramente neanche da parte del PD calabrese, che per quanto mi riguarda ovviamente è rappresentato in questo caso dal governatore, perché credo che sia, insomma, l'apice di una importante classe dirigente. E a questo si aggiunge anche sinceramente la mia preoccupazione di capire se questi che fine hanno fatto per esempio i fondi impastati a quelli della sanità del fondo sociale. Cioè non c'è chiarezza. Allora, dove non c'è chiarezza nessuno può contribuire ad una battaglia che tutti possiamo ritenere giusta, ma dove rispetto ad un progetto bisogna dire cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare, con chi lo vogliamo fare. E poi anche capire se c'è una motivazione alternativa per evitare questo continuo, no, emigrare in regioni come la Lombardia, se ci sono interessi differenti dai nostri, a che punto ovviamente si trova per esempio l'idea del rafforzamento del territorio. Io ho sempre sognato un polo materno-infantile che potrebbe essere, oppure riconvertire delle strutture come è avvenuto in Basilicata, che è una regione ex obiettivo 1 di convergenza. La medicina territoriale funziona? Assolutamente no. No. Purtroppo assolutamente no. E questa è responsabilità del commissario? Ma scusi, tutte le attività gestionali, compreso i piani delle assunzioni, i piani dell'organizzazione della rete territoriale, non sono attività del governo regionale, sono attività della struttura commissariale, perché io capisco, oltretutto questa è una stagione inedita, nel senso che un'esperienza del genere, per fortuna dico io, no? Non c'è mai stato nel sistema regionalistico calabrese e anche italiano, perché noi siamo stati la prima regione che ha visto applicato la norma col commissario esterno ed oggi siamo l'unica regione d'Italia che è in queste condizioni. Non c'è altra regione del paese. E quindi anche chi tenta di dare una lettura un po', come dire, ci sta l'uno e ci sta l'altro, non è per nulla così, ma non per un fatto, come dire, di voler difendere l'indifendibile, nel senso che il governo, inteso nella sua accezione più larga della sanità calabrese, oggi è nei poteri commissariali, punto. Poi io non ho assolutamente, perché non ho il prosciutto agli occhi, difficoltà a riconoscere che ci sono contraddizioni. Per esempio, scusatemi, la dico io, ci sono dirigenti di settore, è una vicenda a parte il direttore generale del Dipartimento Salute, che non hanno dirigenza, perché 6 anni di blocco di personale non è che ha migliorato le condizioni, diciamo, di una classe dirigente. Oltretutto negli anni passati c'era anche la possibilità di attingere all'esterno, oggi la norma non lo consente più e quindi devi avere una platea, diciamo, di dirigenziale che negli anni va rimpinguata, va oleata, va, diciamo, stimolata. E invece in questi anni c'è stato soltanto un rinsecchimento e questo vale per le aziende. Ma la facciamo una panoramica, per esempio, su come vivono le strutture tecniche delle aziende? Oggi la sanità è fortemente tecnologia. Sì. Lei mi sa dire, per esempio, non mi sa dire, non voglio dire in termini di interrogatori, per esempio quanti ingegneri clinici ci sono nella nostra sanità? Oppure quanti fisici ci sono nella nostra sanità? Io sapevo che all'epoca... Allora, tutto questo da che cosa deriva?
Lei l'ha visto sbandierati i numeri, per esempio, 1000, 2000, 3000, tutti i numeri che per intanto non facevano i conti col precariato, perché quando si dice 1000 bisognerebbe un secondo prima o dopo dire che quei 1000 diventano 500 perché 500 sono di precari che vanno stabilizzati, perché la norma è giustamente così. Non è che si può tenere precari a 50, a 55 anni, professionisti che stanno da anni ed anni in corsia o nelle attività complessive. Quindi è mancato in questi anni, da qui quando si dice che il commissariamento è stato un fallimento perché non si è messo in moto nessun processo di riorganizzazione del sistema. Il sistema si riorganizza tagliando, ma si riorganizza anche investendo, perché se non investi in tecnologie e non investi in personale, quel recupero, diciamo, di attività non è assolutamente possibile. Due sole cose, perché le ha richiamate prima e io ci tengo a non lasciare, come dire, aloni. Allora, completamento dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria. L'azienda sanitaria, anzi progetto esecutivo, l'azienda sanitaria, quindi non altro, l'azienda sanitaria ha partecipato a una preselezione fatta dall'INAIL. L'azienda sanitaria è stata ammessa, va bene, a un finanziamento di 180 milioni di euro. Sì. Nel frattempo il sito dove deve essere completato l'ospedale Morelli di Reggio Calabria era un sito demaniale, di proprietà del demanio dello Stato. Il comune di Reggio Calabria, e quindi va dato atto al sindaco di Reggio Calabria, al sindaco Falco Matà, ha lavorato per acquisire al patrimonio del comune quel sito. Sì. Quel sito è stato trasmesso all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Questa comunicazione è stata trasmessa all'INAIL. L'INAIL la settimana scorsa ha chiesto, quindi altro 2020-2030, ha chiesto la registrazione catastale del sito su cui completare l'ospedale, cosa che è stata fatta in questi giorni, e la Regione ha già scritto all'INAIL, assumendo la disponibilità a farsi carico dei costi per la progettazione esecutiva per poter andare a gara. La stessa cosa ha fatto con il nuovo ospedale di Cosenza. La vicenda di Catanzaro, che ahimè è una vicenda, come dire, ancora più sanguinante, perché la vicenda di Catanzaro era nei famosi 4 ospedali. L'ultimo APQ fatto nel 2007 prevedeva il nuovo ospedale di Catanzaro. A un certo punto, mentre per i 3 nuovi ospedali, Sibari, Vibo e Gioia Tauro, sono state espletate le procedure di gara, per Catanzaro non si era proceduto a nulla. Il Ministero della Salute, e ci sono gli atti, nel 2012 ha disdetto quell'accordo di programma. Per quale ragione? Perché sostiene, ed ha una legittimità questo tipo di comportamento, che fin quando non c'è l'integrazione tra l'università e quindi il Mater Domini e l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio non è nelle condizioni di autorizzare un... Fermiamoci qui. Allora, l'ospedale riuniti, perché bisogna, altrimenti è una cosa che è ereditato all'epoca dal precedente governo regionale, dove l'impegno era addirittura da parte dell'amministratore delegato dell'INAIL la realizzazione entro i 18 mesi. Oggi l'amministratore delegato scrive che entro il 2020 produrrà il progetto esecutivo. Senza progetto esecutivo ovviamente non si può espletare nessun appalto. Per quanto riguarda ovviamente i contenziosi con altri ospedali, io sarei andato a rescindere ovviamente con le imprese, non tentare di sanare una situazione che non vedrà mai il sorgere degli ospedali. Non si faranno mai. Secondo me non si faranno mai. Perché non è che si rescinde... Io, avendo fatto Presidente della Provincia con delega ai lavori pubblici, capisco cosa significa dei parliamo contenziosi, di una concessione, nemmeno di però una se... Sì, esattamente, però voglio dire, nel momento in cui ci sono ovviamente delle inadempienze si affronta un contenzioso, perché altrimenti secondo me così non si andrà da nessuna parte e non si realizzeranno. Ovviamente l'auspicio mio è che invece si realizzino. Il problema reale è che dove ha fallito il commissariamento ha fallito anche quelle emanazioni, ribadisco, che è espressione della politica. Cioè, secondo me, i direttori delle ASP, i direttori delle aziende ospedaliere, tutti coloro dovevano in qualche modo tentare di mettere
Ci pensiamo che l'unico servizio dove arrivano da altre regioni, Basilicata, Lazio, Puglia, è la camera iperbarica di Palmi. Là abbiamo tolto, no, faccio un esempio, abbiamo tolto risorse umane per darle ad altre parti, abbiamo impoverito dove arrivano persone, quindi da altre regioni, per darle alle parti che non servivano, perché sono state trasformate tante strutture semplici in strutture complesse. No, sono diminuite di 62. Sono diminuite, ma quelle che non servivano potevano non essere fatte, per quanto mi riguarda. Opere, merito e demerito del commissariato, la regione, sulle strutture ma questi direttori generali, se non hanno nessun merito e demerito, ma allora per che cosa li nominiamo a fare? Cioè, la mia domanda adesso non sembra una partita contro i direttori generali, però se non presentano i documenti, se non hanno capacità di scelta e non hanno quindi non ne hanno facoltà, che cosa li nominiamo? No, è competenza anche dei direttori che contestano, come contestavano al governo di centrodestra, determinate situazioni. Io so che c'era un piano, per esempio, su tutto il personale che opera in sanità, rimasto chiuso, credo, nel corso dei secoli in un cassetto per togliere gli imboscati, perché tanti sono state grandi comunicato stampa su queste cose, non della regione. Non della regione, ma io sto parlando, ho detto nell'arco dei secoli. Allora, se non si mette mano, come si può mettere mano se sulla politica sanitaria è una politica non di parte, di scelte comunque dell'amico, del mio amico, ma che sono scelte valide, che possono fare scelte coraggiose, magari impopolari, che alla fine però i cittadini ringrazieranno per aver avuto la possibilità io penso di curarsi. Che no, da tanto che faccio trasmissione sanità, abbiamo anche scritto un libro con Arcangelo, un collega a Badolati. Io girando in lungo e largo gli ospedali, le strutture sanitarie, non hai capito, ma chi fa che cosa in sanità? Chi fa che cosa? Parto dal presupposto che di per sé la regione, credo che su questo Pacienza mi dia ragione, è una macchina elefantiaca di per sé. Ma bisogna avere però un quadro della situazione. Chi fa che cosa? Posso dirla io? Per quello non è responsabile, quello non conta nulla, quello non ha fatto niente, cioè alla fine chi gestisce? Posso dirla io in un minuto? Sì. Allora, siccome l'onorevole Ferro giustamente dice però noi vorremmo capire dove andare, legittima osservazione, legittima domanda. Infatti Oliverio che dice? Non nominatemi commissario e poi si vedrà. Dice, noi riteniamo legittimo, giusto l'applicazione di una norma, quindi anche alla luce di un fallimento, perché risottolineo, se noi avessimo avuto un percorso, oltretutto, questa gestione commissariale è stata nominata con 16 punti come obiettivi. La delibera del Consiglio dei Ministri dice che cosa bisognava fare, va bene? Alla fine della fiera i risultati non sono venuti, perché se i LEA non raggiungono la soglia minima, se il debito cresce, se l'emigrazione passiva cresce, vuol dire che i risultati non ci sono. A fronte di questo, Oliverio dice, io voglio un'interruzione di questa voragine che si sta aprendo e ridiscutiamo il piano di rientro, perché il piano di rientro è fatto anche di una interlocuzione positiva col governo. Per esempio, gliene dico una, quando si stabilisce il fabbisogno del personale, quindi che siano strutture complesse o che siano l'ultimo anello della catena, se continua questa interpretazione che dà oggi il MEF e il Ministero della Salute, che si valuta le attività in termini di produttività, noi saremmo sempre fuori, perché noi avendo le strutture sia ospedaliere sia ambulatoriali, nessuno, come dire, in organico adeguato, in organico pieno, è naturale che quella struttura produce di meno. Quindi noi abbiamo bisogno di un'interlocuzione politica. Noi parliamo di debiti, parliamo di montagne di debiti, ma questi debiti qualcuno li ha fatti. Ma possibile che non paga nessuno? Perché bisogna andare a vedere chi ha ridotto in questo stato la sanità. Ma qualcuno deve pagare però, scusate, perché io sento parlare di lacrime e sangue per i cittadini dal 2009 al 2010. Faremo un piano lacrime e sangue, sempre queste lacrime e sangue, siamo al 2017 lacrime e sangue, sempre e di commissariamento si può morire, questo lo voglio dire, però ci sono delle responsabilità
che, ripeto, non sono addebitabili solo come insieme. Penso allo sblocco del turnover, annunciato durante Mamma le mia, regionali. è un anno e mezzo che andiamo in... Noi abbiamo presidi ospedalieri dove una volta, io sono figlia di un vecchio medico, c'era la scuola di chirurgia, la scuola di urologia. Oggi il medico più giovane, ovviamente non generalizzo, ha 50 anni, dove il primario, che a me piace ancora definire primario, va in pensione e non lascerà in eredità nessuna scuola, niente a nessuno. Allora, porsi delle domande semplicissime e soprattutto anche creare dei sistemi di trasparenza. In tutte le assemblee, ovviamente io difendo la classe sanitaria a prescindere per un fatto affettivo, anche dove le liste d'attesa abbiano maggiore trasparenza, maggiore chiarezza. Noi fecimo all'epoca alla provincia di Catanzaro il Cata Hospital, che secondo me poteva essere applicato su base regionale, dove ci si può prenotare e sapere dove prima posso avere il trattamento, attraverso il comune, attraverso la parafarmacia, attraverso la farmacia, attraverso quei presidi dove non c'è l'amico dell'amico che in qualche modo in una terra di bisogno ti consenta di avere delle scorciatoie. Ovviamente col pagamento del ticket. Qua rischiamo invece che si alzeranno le tasse, che ci sarà di nuovo il blocco del turnover, che la gente dovrà emigrare, che i calabresi non sapranno dove potersi curare e nulla e si è cambiato. Allora, c'è un detto, dice muro con muro non si spinge, nero con nero non tinge, una cosa del genere, e lupo con lupo non si sbrana, li abbiamo detti tutti e tre. Per rendere che alla fine questa prova muscolare io credo che ormai non porti a nulla di buono, non porta nulla alla politica perché non si scriveranno pagine di storia, non porta nulla ai calabresi perché già in una terra di dei tanti, perché voglio dire, e anche dovremmo dire che il piano di rientro forse se lo faccio in una regione dove c'è una viabilità più semplice, abbiamo chiuso tanti presidi ospedalieri, io penso da Chiaravalle a Soriano piuttosto che a Serra San Bruno, e dove probabilmente c'è una viabilità che in caso di emergenza forse qualche presidio in più sarebbe servito, dove la Calabria probabilmente doveva avere, però siamo stati veramente l'incapacità assoluta di cambiare la storia di questa terra. Siamo proprio in chiusura. Che succede adesso? In 30 secondi. Perché adesso succede che... se il Consiglio dei Ministri dovesse dire... Che Pacenza mi raccomanda con Oliverio e si fa questo Consiglio regionale sulla sanità alla presenza ovviamente del dottore Pacenza, alla presenza di Scura, dei direttori generali che dovranno dire alla gente, al popolo sovrano, come agli stanno eletti, realmente le cose. qual è il progetto, cosa hanno fatto, cosa hanno prodotto, e questo lo chiederemo a Scura senza fare sconti anche. Il governo regionale è pronto a metterlo sul tavolo, ma per fare questo deve essere messo nelle condizioni di poter esprimere una funzione di governo. In questi 3 anni il governo Oliverio non è stato nelle condizioni di svolgere una funzione di governo nella sanità calabrese e oltretutto non si può, diciamo, negare che questo assillo, che non è smania di potere, di occupazione, no, certo, questo assillo, il Presidente della Regione l'ha sempre avuto, nel senso che si è sempre fatto carico e ha sempre interpretato questa domanda di bisogno, perché l'ha fatto investendo il Consiglio regionale, c'è stato il Consiglio regionale, si è arrivato addirittura a fatti, diciamo, stragiudiziali con la struttura commissariale. Quindi non è che si può dire vi siete svegliati adesso che le cose non vanno bene. Nessuno dice. Questo, diciamo, elemento è stato un elemento costante, perché si è constatato con mano, anche qui tutto si può dire di un governo, di una personalità, ma non riconosce che Oliverio gira in lungo e largo questa regione tutti i giorni sistematicamente, sarebbe negare. Adesso andiamo alla domanda. La regione pretende un'assunzione di responsabilità pubblica da parte del governo, un'assunzione di responsabilità pubblica. Il Consiglio dei Ministri sarà chiamato ad assumere una determinazione nella sua. E se il Consiglio dei Ministri dovesse decidere per il no, che succede? Vuol dire che il Consiglio dei Ministri si assume la responsabilità di tenere una regione di questo Paese in una condizione, perché a me interessa il merito delle questioni, in una condizione che non è più sopportabile. Quindi si assume la responsabilità, eventualmente, io sono fiducioso e mi auguro di no, perché non sarebbe un fatto... Ci sarà un'altra assemblea dei sindaci poi?
Ma su questo Oliverio è stato chiaro già nella conferenza dei sindaci, ha assunto impegno, e l'ho richiamato anche avantieri, di tenere informata costantemente la conferenza dei sindaci. Bene. Rispetto all'evoluzione della vicenda in rapporto col governo, Bene. in base a quello che sono gli esiti che verranno fuori. Oltretutto, un'ultimissima, non c'è nessuna trattativa, non c'è una trattativa da fare, se bisogna fare A o bisogna fare B. Si è posto un problema a fronte di risultati disastrosi e la funzione politica e istituzionale democraticamente eletta dai calabresi chiede di essere messa nelle condizioni di assumersi la responsabilità. La battuta a Vantaferro, siamo proprio in chiusura. Io auspico ovviamente che il Consiglio dei Ministri trovi la scelta migliore e perseguibile, ribadisco che ovviamente lo dissi all'epoca Scopelliti, il commissariamento, se fosse ecco una scelta di chiudere il commissariamento e dare parole alla politica, ma essere politico amministratore e comunque fare il commissario, devo dire non sarà una cosa semplice, con un treno in corsa, con i tanti danni che stiamo registrando e che sono stati sottolineati. Io ribadisco, credo che una battaglia comune sulla sanità si possa fare, c'è stata sempre e ci sarà ampia disponibilità, però con la chiarezza di ciò che si vuole fare. Secondo me andare accompagnati a Roma, non per il collega Sebi Romeo, ma non credo insomma che sia sufficiente, andare forse con un documento di tutta la classe politica regionale, al di là delle colorazioni politiche, avrebbe reso un governatore più forte, l'avrebbe reso più forte anche rispetto alla ministra Lorenzin. Parto dal presupposto che un po' quel documento del laburisti Dem, quindi voglio dire, sono i laburisti Dem che hanno utilizzato parole forti dell'assetto manageriale piuttosto che di una politica clientelare, credo che in qualche modo siano il vero male di una sanità che se vuole decollare deve veramente poter agire a mani libere. Una battuta, vuole dare una risposta a Guccione? No? No, io ho una funzione squisitamente di supporto del Presidente, le vicende politiche, io sono un semplice iscritto. È stato durissimo. Non scrive i ditti, non scrivo i ditti. Io però sono di memoria lunga, nel senso che io ricordo alcune vicende del passato, anche della precedente legislatura, anche delle attività che si sono messe in campo. Io vorrei che fossimo tutti di memoria lunga. Bene, io vi ringrazio. Ha fatto un passaggio, sì, devo dire, sottilissimo ma altrettanto pesante. La memoria serve, sono d'accordo, la memoria Allora, Vantaferro lo traduce questo passaggio. Ma io l'avrei già tradotto, fossi il governatore Oliverio, accettando la richiesta non della minoranza ma di un componente della cosiddetta maggioranza Guccione di dibattere in un consiglio regionale. Probabilmente qualche domanda scura l'avremmo fatta anche noi, qualche risposta l'avremmo magari potuta ricevere. Non c'è stata una discussione sia pure... No, c'è stato solo su un ordine molto di traverso. No. Un consiglio regionale si fa dicendo a Locri faccio questo, a Siderno faccio questo, a Praia faccio... Altrimenti 400 sindaci... Dicono tutti signor sì pensando di salvare la loro realtà, nel momento in cui arriverà un altro commissario, magari nel governatore, cambia tutte le carte, cambieranno tutte. Vogliamo sapere da oggi cosa vogliamo fare. Operativo però. Quello è il piano operativo. Bene, grazie a Vantaferro. Mi dice un secondo perché Fratelli d'Italia? Perché è stato un abbandono sicuramente sofferto, maturato nell'arco di tanto tempo, un ritorno a casa nella mia coerenza politica, probabilmente anche rispetto ad un malessere che ormai vivevo e che non mi dava quella passione e quella volontà di fare politica per come sono abituata, ma soprattutto un ritorno a casa e perché no, una nuova scommessa all'interno del centrodestra. Tante sono state le motivazioni, ma non rinnegando mai il mio passato, guardo avanti con la chiarezza che non è stato un tradimento, perché la coerenza è stato sempre e comunque l'asse portante della mia vita in politica. Sarà in assi di partenza per le elezioni? Se ci dovesse essere una richiesta dal partito sicuramente perché credo che sarebbe un modo per far crescere Fratelli d'Italia in Calabria, che dovrà crescere come partito, ovviamente cercando una base di qualità, perché credo che la qualità aiuti molto la politica e dia credibilità alla politica, perché no? Perché credo che potrei fare una bella campagna elettorale, sì.
Bene. Negate, cioè, bisogna sempre ovviamente, chi dice di no e nega va messo nella categoria dei Pinocchi. Beh, può dire però ad Oliverio, invece di andare a Roma, visto che la Lorenzin verrà a Rossano, si possono incontrare a Rossano. Il Ministro è libero, si ci accorciano mancherebbe le distanze. No? Oltretutto ieri abbiamo letto che ha incontrato una Io però sono preoccupata perché scende sempre in campagna elettorale, ci aveva promesso dopo la campagna il Ministro Lorenzin, aveva preso un impegno. Questo non si può addebitare ad Oliverio, No, almeno questo, no? no, io ho detto infatti assolutamente, ho detto che avevano un candidato loro, ci mancherebbe, però dissi io a marzo torno, poi c'è stata ovviamente la bellissima nascita dei due bambini, però torna stiamo adesso, aspettando, torna stiamo adesso, aspettando. a Rossano, magari tutti i sindaci con Io farei il Oliverio, giro di tutti i presidi ospedalieri, Eh? nei pronto soccorsi dove la gente rimane Dove 2 la giorni gente sta sulle lì, barelle. ore e ore ad aspettare. Ecco là, sulle barelle, sì. Grazie, arrivederci.